Biraghi addirittura prima, quando vede la sigla della pubblicità che finisce, pone ordine in studio. E fra l'altro abbiamo scoperto intanto che, le cose incredibili, che due degli ospiti hanno un imprevisto in comune, dico giusto, Catapà? Sì, abbiamo scoperto, non un imprevisto, ma un... Nel senso io non lo sapevo. Sì, abbiamo una cosa in comune, tutti e due siamo pittori, amanti dell'arte, comunque noi... Sì, la mia poi è una proprio tradizione che familiare, il papà, il nonno che dipingeva. Tra l'altro mio nonno era stato preso, era stato messo in lager e in lager pitturava, dipingeva, avevano preso proprio a fare questo tipo di lavoro qua, che poi ha continuato la passione, ha fatto la Biennale di Venezia. Quindi portato ai tempi del... Sì, no, lui è stato catturato come prigioniero, dopodiché si è deportato, in lager c'è stato 2 anni, ne è uscito adesso anche un libro, e lui lì dipingeva sia per i compagni, che gli faceva le caricature, disegnava il prosciutto, il salame, il panino. Visto che non ce l'avevano, lo disegnava. Sì, no, fa ridere, però in realtà è una storia molto triste. E dopodiché ha continuato la passione, ha fatto la Biennale. C'è un messaggio per lei. Ah, c'è un bacio a Nadia Mori, Roberto, wow. Chi è? Lo conosce? No. non... Anche se lo conoscessi non direi niente. Lo ricambio. No, non è cambio. Guardi, non da uomini, mai visto un... Questo è per lei, scusi. Radio Company. Biraghi. Radio Company ascolta spesso le istanze provenienti dal territorio, ne dà voce senza problemi. È linea da mantenere oppure è il caso di rivederla un po'? Non ho capito. Domanda strana però. Dipende chi l'avrà fatta o da dove è arrivata. Secondo me è irrisoria, forse quella virgolettata nell'ascolto. Non lo so, se era riferito a quello che io ho detto all'Aquila, noi abbiamo lasciato molti amici. Se è riferita al territorio intesa come feste, serate di piazza, abbiamo fatto molta beneficenza, abbiamo fatto molte serate, abbiamo fatto divertire tanti bimbi, non l'ho ben capita, magari a voce. Parlare di beneficenza, i prossimi impegni in Strane Cantanti? Ma noi giochiamo, vabbè, abbiamo appena fatto la partita del cuore. Partita del cuore, scusi, a Torino. Il promo di chi era? Ramazzotti del Piero. Ramazzotti